Buonasera a tutti, vestiti voi, te nuove rade oie di 20 battono deve avete problema di Sara per chi pure in trasmissione ma non è così è spartita, che ha problema di linea, comunque come mostrato a cominciare dai nuovo. Andiamo un po' veloce se magari appunto hai appoggiato parte dei siti nuova, ma mi pare che non sia partita. E diamo commentessa di oggi, si presenta a voi che è lo libero, che si sono scampiando in palanieda, che la si spingendo a costare, comunque sono un pacchetto cosa costava, ma non produce tanto. E questa è stata la fotografia. Lo Saravallo non narra che lo libero tutto il 6 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima, e crasa mercoledì mese cocolato tutto i giorni, 6 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima. Da uno stoccamento che sono stata la sapata questa scraese, chi è la scherete, chi è la sapere la spot ritirare su market e consiglio Piazza del Leone, cara a cara a su un rifornitore. Poi da uno stoccamento che domenica 1 di marzo, primo di marzo, sul comitato Santo Giorgio 2026 lei è versato 1991 con la appetire prosa esta sia essere generoso che sa esta è soprattutto. Bene, gli scritte che va successo uno pestinello mischino è morto, muore soffocato a 4 anni, nel dramma a Sesto. Ecco, prima di entrare in merito a questo articolo, che lo trattennero un opaco, voglio spiegare che bisogna dire che hanno qualche pestinello lì è stato in gula a Luca il Manicani, insomma, ecco, riconoscimento, valutazione iniziale, tossisce e piange e respira. In questo caso l'azione da compiere è esclusivamente incitare il bambino a tossire senza eseguire alcune. Il bambino non tossisce, non respira e diventa cianotico, è una dell'aria e bisogna intervenire immediatamente. E dimos commente anche manovre di disostruzione, azione subito, lattanti sotto l'anno di età, 5 pacche e 5 compressioni. Allora, posizionare il bambino a testa in giù, ma non a conchiglia, a testa in giù, che sa cara andare in basso, in giù, sull'avambraccio e dare 5 pacche interscapolari, cioè kimbe compressione, kimbe corfedoso a palas, insomma. Poi girarlo e fare 5 mesuri in modo tale da comprimere perché sopra l'anno di età, manovra di Heimlich, posizionando il pugno chiuso tra il torace e l'addome, epigastrio, ecco, e spingere le goe in ocche, le goe, dolori gravissimi da evitare, non farsi prendere dal panico e non lasciare il bambino da solo, urlare o scappare serve. Non dare pacche se il bambino tossisce. Le pacche possono trasformare una ostruzione parziale in totale. Non mettere mai le dita in bocca e non dare liquidi. Le dita possono spingere il corpo estraneo più in basso. Poi non scuotere il bambino a testa in giù senza la giusta tecnica è dannoso. Prevenzione
Prevenzione e soccorsi. Tagliare cibi tondi in senso longitudinale. Non tagliare a rondelle cibi come wuster, uova e ciliegie, ma di lungo per evitare che aderiscano alle vie aeree. Il personale della centrale operativa fornisce istruzioni pre-arrivo che guardando diciamolo, è una cosa molto importante questa. Per il ma possiamo salvare un piscinerio e purtroppo in cui babbo e mamma questo piscinerio che ti appunto a comprare che vanno non sono resistiti dal salvare, sono intervenuti in ritardo, hanno telefonato su Kent De Chiotto che gli ha dato istruzione, un booster gli ha ostruito le vie respiratorie, inutili le manovre eseguite dai genitori su indicazione del 118. Il bambino di 4 anni è morto a Sesto soffocato da un booster, inutili tentativi di salvarlo da parte dei genitori 18. Intanto andiamo a politica, 4 anni e 7 milioni di sfollati e quasi 350.000 morti russi e 100, circa 140 morti ucraini, soldati, che ne contare il civile. 4 anni sono lunghi, poco meno di quanto durò il secondo conflitto mondiale per l'Italia, eppure la guerra in Ucraina continua dolorosamente a lasciare dentro di sé le sue innumerevoli vittime. Poi sono batteranno la Eschisaruso Giovanni Uras. Allora poi questa è Nuova Sardegna, commenta in prima pagina, andiamo alla prima pagina dell'Unione, Unione Sarda, PD e Todde, mai così distanti, la Presidente è l'alleato più forte, sempre divisi sulla gestione della sanità. Sesto, lacrime per Lorenzo, soffocato da un boccone. Oristano, ricetta anticrisi. Andiamo alla pagina del suo giornale, abbiamo un pacco estero, studenti a confronto in provincia, parte l'osservatorio permanente, Ciccolini e Bidoni, ascoltiamo i giovani per migliorare i servizi. Numero, la sfida, Nuova Sardegna, la sfida della Fondazione Satta, mettiamo in rete la cultura. Con RIAS, i comuni a confronto sul futuro della biblioteca, cioè l'idea di porre in rete sul libro che bisogna in biblioteca Satta, è un'idea bellissima. La Fondazione Biblioteca Regionale Sebastiano Satta riprende vita e ha tra le sue prime missioni quella di rinforzare i legami coltivati nel corso dei decenni con le comunità del territorio. Con questo obiettivo, venerdì prossimo la Presidente della Fondazione, Alessandra Corrias, ha chiamato a raccolta i rappresentanti di 27 comuni appartenenti al vecchio consorzio. Un momento di ascolto dopo tanti anni di difficoltà, spiega Alessandra Corrias, nel quale vogliamo mettere in risalto il valore della cooperazione. La nascita di questo nuovo soggetto giuridico ci mette nelle condizioni di avviare un nuovo percorso, tutto da scrivere con le realtà locali, qualora ci fosse la volontà politica. Va bene, va bene. Andiamo da innanzi, regalo. Gli Sardana, guerrieri sardi, protagonisti del Mediterraneo. Parla l'archeologo Giovanni Ugas, docente di preistoria e protostoria. La Sardegna non era isolata, era parte attiva di una rete di rapporti. Una cosa da leggere questo articolo, Ugas è una persona di rimedio, insomma, capace, preparato e raccomando di leggere l'articolo.
Artigianato sardo al topo, Nuova Sardegna, l'isola è sul podio nazionale. Crescono le imprese, fanno meglio solo Trentino e Friuli. Colamos da una via Caenta a una via Brita e a un'altra via Caenta. L'artigianato sardo chiude il 2025 confermandosi uno dei motori più dinamici del panorama nazionale, mentre l'intero comparto italiano segna il passo con una crescita nulla, la Sardegna si posiziona sul podio nazionale, conquistando il terzo posto con un tasso di crescita dello 0,55%, preceduta solo da Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I dati elaborati dall'Ufficio di Statistica della Camera di Commercio di Sassari delineano un quadro di resilienza, ma non privo di criticità strutturali. E comunque, qualche cosa di più. Nasce Xference, lo startup per trattare l'IA con intelligenza artificiale con sicurezza. Raccolti 700.000 euro in un anno. Prende forma uno dei primi progetti italiani nel settore delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale privata. Xference, startup fondata nel 2025 a Cagliari, ha raccolto 700.000 euro in fase di pre-set, punto di partenza nella vita di una startup, e annuncia l'apertura del round di investimento rivolto ad investitori istituzionali. L'azienda sta costruendo la propria infrastruttura tecnologica distribuita in Europa, partendo da uno dei principali data center italiani, e si prepara a lanciare una versione beta del servizio per i primi 100 utenti selezionati. L'obiettivo è ambizioso: consentire a imprese e organizzazioni di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale avanzata mantenendo il pieno controllo dei propri dati, senza dipendere da piattaforme estere con elevati standard di privacy e sicurezza. Quindi è tutta un'altra cosa rispetto alla intelligenza artificiale che è praticamente una maniera pura dato. Carceri, la Will in piazza, la Sardegna non sarà l'isola del 41 bis. MUR, la sicurezza è un valore costituzionale. La sicurezza di chi è? Partito Democratico, allora no, che poi vamo, però questa è una perla del satiro generale, questo, ecco, di questo. Todd e PD, no, che Nuova Sardegna, sempre più lontani, sanità occupata con la forza e la voglia. Gelo tra la Presidente e l'alleato dopo la nomina unilaterale dei commissari. In serata, lunga segreteria Dem, a rischio la partecipazione alle prossime giunte, cioè una cosa da non credere, una prepotenza incredibile. Come due separati in casa che non si amano come una volta, magari sotto la passione può ancora emergere, ma rimettere insieme i cocci sarebbe un miracolo. Lo stato dei rapporti tra la Presidente Alessandra Todd e il PD ormai è questo. Solo gli ottimisti a tutti i costi possono ipotizzare che lo scontro a viso aperto, la sfiducia dichiarata, gli accordi siglati con una stretta di mano e poi non rispettati facciano parte di un gioco delle parti. La scelta della giunta, cioè che c'è una cosa concordata, la scelta della giunta di nominare domenica, nonostante non ci fosse alcuna necessità palese, i direttori generali dell'ASL di Cagliari e della Gallura, nella persona di Aldo Azzori, che è commissario sino a dicembre, e Antonio Irone, amministratore delegato di un'azienda biotecnologica. Ha creato una frattura tra la Presidente e il PD, che con il passare delle ore, invece di ridursi, si sta sempre amplificando, anche per ragioni esterne al dibattito politico. Il segretario del PD, Silvio Lai, nella intervista qui a fianco, nega che ci sia uno strappo politico con la Presidente. Lo si vedrà sin dalle prossime giunte, che potrebbero vedere assenza politica di esponenti del PD a turno.
non è comunque uno strappo politico, semmai di potere. Oi, 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 oi. Caos in scadenza i termini, caos nomine per i ricorsi, certi quello di Fordis, Brozzo e Campus ASL7. Le impugnazioni si aggiungono a quello di Tidore ASL8 e Acciaro ASL2 ancora in forse. Oiaia, oiaia, l'anno si scombinano e custa guai. No, andiamo da innanzi, ecco qua, un attimo, vediamolo. Mi manca sta cosa, un attimo. Oh, che è brincato da innanzi sta cosa. Sciardana. Scusate, ecco qua, Partito Democratico, relativamente all'argomento che io chiamo, segretario Lai, nessuno strappo politico, ma vigileremo sulle ASL, sui nomi e sui requisiti. Forza Italia, il segretario Pitalis, il campo largo e a pezzi, questa bulimia di poltrone pagata da tutti i sardi. È proprio in questo caso il Pitalis ha ragione, tutto questo gioco di incompetenza e di arroganza del Todde praticamente sono costato una barca dei nali e una sicchera costare. Todde e PD separati in casa, sanità, così non si va avanti. M5 Stelle sceglie Licheri per la vicepresidenza. Le mosse, gli iscritti chiamati a votare venerdì, Solinas verso la segreteria regionale. Vabbè, tutto cosa è solo. Aeroporti, nuovo rinvio, il Tribunale deciderà a luglio. Regione e F2I chiedono più tempo. L'udienza sulla fusione era prevista per oggi. Non c'è 2 senza 3 e nemmeno stavolta al Tribunale di Cagliari si decide il destino della NSA, la Nord Sardegna Aeroporti, costituita il 29 maggio 2023 per mettere sotto lo stesso ombrello societario gli scali di Olbia e Alghero. Doveva essere l'avvio della fusione sarda, ma da completare con l'acquisizione del Cagliari Elmar, ma a sbarrare la strada di Liganzia F2I, il fondo che vuole governare il trasporto aereo nell'isola, arrivò la regione 3 anni fa a guida del centrodestra che gli ha posto si stanga in mezzo ai pederi, cioè l'ha fatto ricorso. Ieri si sarebbe dovuta discutere nel merito l'ordinanza con cui la stessa sezione imprese del Tribunale aveva dato ragione alla giunta Cristian Solina. Antonio Moro era assessore ai trasporti e fu lui a promuovere il ricorso. Era settembre 2023, lo decise il giudice Nicola Caschiri di sospendere gli effetti della delibera di approvazione del progetto di fusione Ligante F2 e che è azionista di maggioranza sia di Cesar che di Soggiar, le rispettive SPA di gestione degli scali di Olbia e di Alghero. Presentò un ricorso contro ricorso, ma per il fondo di investimento si materializzò solo la seconda sconfitta in pochi mesi. Il 28 dicembre 2023 il presidente della sezione imprese, Ignazio Tamponi, con Enzo Lucchi a estensore, rigettò il reclamo, quindi come andiamo a vedere sì, sul ricorso atto da Moro durante la giunta Solina, impediti di mandare in fusione los due aeroporti Alghero e Olbia proposi pappare pure l'aeroporto del Cagliari. Unione Sarda, a marzo, addio ai gettonisti, emergenza al pronto soccorso, manca il personale sotto 8 medici negli ospedali della Gallura. Stiamo attenti poi a questo affare degli ascolti che è successo, per esempio che in voi il dottore che sono nato in pensione, poi si sono reso disponibili le post-ascolto
perché chi nanne, chi non la saian sos pazienti, risoro, eccetera, eccetera, e così via. Ma, badate bene, deve evitare la terra cara del suo problema. Zascoto costa metà di plus del suo dottore di famiglia, insomma, quindi non sono tanto volontariato fine a se stesso. Un dottore ascolto costa tra di plus di un dottore di famiglia. L'ora della Pratobello, comitato e presidio convocati in consiglio. Comitati e presidio. Difficile un via libera integrale alla legge. Mereu, il promotore, non va Mereu, il promotore, in realtà non va stravolta. Poi Sesto, bimbo ucciso da un boccone, muore soffocato davanti ai genitori. Un piccolo di 5 anni, Gala Comprere, tradito da un pezzo di Wurster, mangiato a cena. Cioè, era una cena come tante, trascorsa attorno al tavolo tutti insieme in una tranquilla domenica sera di febbraio. Chiacchiere e risate in una casa di Sesto prima di ricominciare un'altra settimana tra gli impegni di lavoro e quelli a scuola. La solita routine, insomma, per una famiglia normale dell'Interland cagliaritano, squarciata da una tragedia imprevedibile che ha portato via la vita di un bambino neanche di 5 anni. L'imprevedibile. Il dramma si è consumato in pochi attimi. Erano da poco passate le 20 quando un boccone è andato storto. Poi la sensazione di soffocamento e subito dopo il panico intorno al piccolo Lorenzo Corona, 5 anni, da compiere il prossimo 16 aprile, che ha cominciato a diventare sempre più paonazzo. Immediata la chiamata al 118 da parte della mamma, Eleonora e papà Stefano, dall'altra parte della cornetta il personale medico ha cercato di guidare i genitori nelle operazioni di disostruzione delle vie aeree. Una lotta disperata contro il tempo e l'angoscia, in attesa che il personale medico della prima ambulanza disponibile raggiungesse il piccolo. Disperazione, i tentativi dei familiari purtroppo non sono serviti, i sanitari delle 2 ambulanze che in successione hanno risposto alla chiamata di emergenza hanno trovato i genitori sotto shock e il bambino in arresto cardiaco. La speranza, tuttavia, non era ancora finita. I medici del 118 hanno immediatamente compiuto le tecniche di rianimazione per tentare di riportare il battito, ma dopo 40 interminabili minuti hanno interrotto qualsiasi tentativo. Lorenzo si era così spento davanti ai genitori impietriti, agli occhi impietriti dei genitori e della sorella. Manovra di Heimlich, decisiva. Ci vuole poco tempo ad impararla, si può davvero salvare la vita. Servirebbe l'obbligo di legge dell'imparare ogni scuola degli skill toccante al Faker. Se eseguite correttamente in tempo, le manovre salvavita sono davvero efficaci per risolvere con profitto una situazione di emergenza dove non è possibile sbagliare o lasciare spazio all'improvvisazione e al caso. Per conoscerle i corsi dedicati sono sempre più richiesti e ci vogliono poche ore per imparare. Geronimo Carreras per tutti, Jerry è un formatore della Croce Rossa e da anni promuove coi corsi la conoscenza delle fondamentali tecniche di primo soccorso, che sono importanti soprattutto canto. Artigianato sardo, segnali di ripresa al terzo posto nazionale per tasso di crescita. Bene le nuove iscrizioni. Tode PD sempre più lontani, l'abbiamo già visto questo, ecco qua, 5 minuti decisivi, pure questo l'abbiamo già visto, addio a Lorenzo, 4 anni, morto soffocato da un booster. G7, come la realtà politica internazionale, G7, lo spettro dei dazi, l'UE compatta, i patti si rispettano. Cioè a Trump i patti si rispettano. Primo confronto in videoconferenza dopo i nuovi annunci di Trump. Bruxelles, il primo confronto tra Bruxelles
e Washington si è consumato al G7 in videoconferenza davanti allo spettro di dazi oltre l'intesa di luglio, riaccesa dalle nuove sortite di Trump. L'Europa si è presentata compatta, alzando il suo argine, ridare stabilità e certezza giuridica alle imprese logorate da annunci e controannunci. È la priorità in assoluto. Il pieno rispetto dell'accordo UE-USA è fondamentale, ha scandito il capo negoziatore europeo Maros Sefcovic, chiedendo rassicurazioni all'interlocutore statunitense Jamieson Greer, tra le voci più dialoganti dell'amministrazione americana. Intanto Amos Erdogan, che è sempre scatenato, Orban blocca il prestito all'Ucraina. Avete biaccato in Europa questo Orban. Ma sul dialogo con Mosca i leader europei si dividono. I massimi vertici UE e un folto gruppo di leader del continente, ancora una volta l'Europa ha risposto alla chiamata dell'Ucraina ed ha deciso di onorare nel miglior modo possibile il 4° anniversario dell'invasione russa. Ursula von der Leyen e Antonio Costa, dopo il lungo viaggio notturno in treno, saranno in una Kiev fiaccata dal freddo e dai raid russi che neanche in questi ultimi giorni si sono fermati. Agli ucraini la Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo ribadiranno che mai saranno lasciati soli, ma il rischio è che, al di là delle parole, Volodymyr Zelensky non portino novità concrete se non lo scontro totale ormai in atto con Viktor Orban. In una doppia mossa l'Ungheria ha bloccato il prestito da 90 miliardi per l'Ucraina e posto il veto sul 20° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Ormai è schierato Kim Putin. Ma non solo lui si è schierato Kim Putin. Intanto adesso a prima pagina a Amos de aggiungere Ucraina 4 anni e 7 milioni di sfollati. Prima di tutto militari, ma anche sempre più civili, insieme a distruzioni, macerie, sofferenze indicibili per i tantissimi profughi e per gli sfollati interni. Il 24 febbraio sarà il 4° anniversario dell'invasione russa, ma nel Donbass la guerra era iniziata nel 2014. Una triste ricorrenza e in qualche modo una sconfitta per la comunità internazionale. Ci troviamo ormai di fronte a una guerra che permane ad alta intensità per gli ucraini, ma che è a basso interesse per il resto del mondo. Certo, qualche tentativo di fermare la guerra c'è stato ed è ancora in corso, ma quanto dovrà attendere ancora la popolazione ucraina stremata da bombardamenti continui alle infrastrutture energetiche in un inverno che si è rivelato durissimo? La diplomazia cammina a passo d'uomo, mentre le cifre delle vittime dei profughi aumentano in modo esponenziale. Secondo stime dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ha registrato un numero elevatissimo di sfollati interni, con stime che variano da 3,7 a oltre 4 milioni. Quasi un quarto della popolazione ucraina è stata costretta a fuggire dalle proprie case. Più della metà degli sfollati interni sono donne e una parte significativa è rappresentata da bambini, ma si parla poco degli anziani, che rappresentano il 28% tra i rifugiati all'interno del paese, cioè circa 1 milione, un disastro totale, insomma. E che in questo tancamos, in solidarietà a tutti i che subiscono la guerra, poi precanne proprio chi arriva a sapere e chi non va a homines contro homines armatos, può riocchierapare, può su potere e può su imperialismo. Tancamos os itenobra de hoy e nos damos l'appuntamento torna a casa.
spostiamo intanto a Nina Carai. Buona die a Nina Carai. A men sul vedere di buon tutto da EBS TV, adios e mezzo la classe.